Fabio Zuliani, presidente del Volley Team Club. Allora, ricomincia una stagione che sarà difficile perché ci sono nuovamente le retrocessioni, si dovrebbe ritornare insomma alla normalità, per cui bisognerà anche programmare in maniera diversa per arrivare all'obiettivo della salvezza. Come state lavorando i primi approcci a questa nuova stagione? Diciamo che siamo partiti bene col discorso allenatore, perché penso insomma sia un nome che dice tante cose. Stiamo lavorando molto bene, in primis anche avete visto adesso Pietro, e con altri buoni inserimenti diciamo da parte del nostro direttore sportivo che è Eugenio Tassan. Diciamo la squadra rimarrà comunque giovane anche quest'anno, ma secondo me con un buon livello. Dopo ovviamente bisogna vedere tutto sul campo, questo è il campo che decide sempre tutto. L'allenatore, che poi conosceremo quando arriverà a San Donà per iniziare appunto la sua attività, è un nome che può portare anche entusiasmo all'ambiente, che può essere da traino anche per i più giovani, Toffoli. Beh, assolutamente sì, penso sia uno della generazione di fenomeni, diciamo, è veramente impressionante quello che ha vinto da giocatore, ma che ha fatto molto ma molto bene anche da allenatore, anche in A3, anche lo scorso anno sono uscito alla finale dei playoff, quindi comunque un allenatore che conosce questo campionato, anche se lo conosce diciamo al sud, però sicuramente ha la sua esperienza, senza ombra di dubbio. Presidente, le difficoltà di coniugare in questo momento post pandemia, con tutto quello che sappiamo che è successo per l'economia, di coniugare la necessità di fare sport, di fare anche una buona squadra con le difficoltà di bilancio che immagino esistano per tutti. Le difficoltà sì, esistono sicuramente per tutti, trovare energie, trovare sponsorizzazioni, trovare anche chi ti aiuta nei lavori quotidiani di una società è sempre complicato. C'è veramente da sperare che non ci non ci siano più restrizioni, che si riesca a giocare, che si riesca ad avere pubblico e quindi entusiasmo a mille e secondo me questa squadra ne porterà tanto a San Donà. Primi passi per la nuova stagione del Volley Team Club, campionato di Serie 3, fra poco arriverà l'allenatore Toffoli qui a San Donà, ma intanto c'è stata la presentazione del primo acquisto che è Pietro Merlo, schiacciatore che arriva dalla Chioene Padova. Allora Pietro, questa nuova esperienza in Serie 3, tu hai concluso la scorsa stagione esordendo anche in Superlega, adesso una nuova avventura con l'obiettivo chiaramente di crescere dal punto di vista del gioco. Sì, chiaro. Allora, io vengo dalla Pallavolo Padova, una società comunque molto importante e sfortunatamente l'anno scorso ho trovato i miei spazi, ma non sono stati tanti, quindi appunto quest'anno vengo qui con il desiderio di giocare, senza dubbio di migliorare, ma soprattutto di trovare il mio spazio all'interno del campo di gioco. Un campionato, quello di Serie 3, che hai avuto modo un po' alla lontana ma comunque di seguire, ma soprattutto conosci già San Donà per averci giocato contro. Il primo approccio invece qui a San Donà com'è stato? Allora, il primo approccio è stato senza dubbio molto positivo e appunto conosco benissimo questa società per i vari anni di giovanile, ci ho giocato contro diverse volte. Questa società è una società molto seria, molto competitiva, quindi sono molto felice di far parte di questa società a mia volta. Dovessi descriverti come giocatore? Senza dubbio con tanta dedizione e voglia di lavorare e questo spero che si noti ogni giorno in campo.